Ora torniamo indietro per dove siamo venuti, cioè per il sentiero del Tenente Berry. Rifacciamo la stessa strada fino al capitello di San Floriano. Dal San Floriano giriamo a sinistra e andiamo per Caldolten e facciamo l'altro percorso. Venerdì giovedì era bivio di prima, giù siamo all'altro tabernacolo, giù a sinistra da dove siamo venuti e poi Caldolten. Com'è? Occhio qua che è ghiacciato. Qua si scivola, attenzione, c'è neve. Per venire su è una roba. Già si scivolava venendo su. Bellissimo, bellissimo, sto sentiero è meraviglioso. No dai, bel sentiero. Martino, ti ha visto l'ultimo video che ho fatto? Quale? Quel che scendo verso Colalto e poi prendo per Valfredda. Sì, ne ho visto un pezzo. Adesso sono le 5 meno 20 neanche. Sarà stufo di vederne San Floriano. Spaccagambe, sì, questo è uno spaccagambe. Si deve essere un sacrario. Cosa è il cappello d'Alpin? Gruppo Alpini Fregona, 30° di fondazione 59-89. Sì, questo è il campo di Caldolten. Sto qua. Una bella piana questa. Invece la casa forestale è più avanti. Bellissimo. Stupendo. Adesso andremo di là verso Pian dell'Erba. Questa è la casa forestale Caldolten. Si può affittare qua. Qua giriamo a sinistra, via dritti, verso Pian dell'Erba. Qua si torna verso il monte dei Foresti. Laggiù è l'albero. Là dove ci sono quegli alberi abbattuti.
Sì, il cibo storico, pietra di confine, Repubblica Veneziana, c'è anche l'indicazione lì. Sì, mezzo miglio di Fregona. Quindi deve essere questo. Occhio al ghiaccio. Le roba d'incanto. Capriolo. Altri 2. 3 tutto. Dobbiamo passare in mezzo al bosco dove ci sono i lupi. Abbiamo fatto tutto di corsa. Occhio alle zone ghiacciate. Bello sto giro, veramente bello. Piano qua. Sì, sì, ci siamo, ormai centinaio di metri. Wow, ce l'abbiamo fatta. Rotta di collo fatta. Bene ragazzi, la nostra gita finisce qua. È stato un bellissimo percorso questo del 982 fino al Tenente Berry. Lo consiglio soprattutto per chi ha buone gambe. Ciao, al prossimo giro.